Due parole molto veloci su appunto Fondazione Canossiana e poi sul progetto, e poi darò la parola per la presentazione di Casa di Deborah a Giuseppina, che è il motore di Casa di Deborah e di Famiglie per le Famiglie. Ma Fondazione Canossiana è Fondazione Anac Canossiano è uno dei vari frutti del carisma di Santa Maddalena, sostanzialmente. Qua nel 1808 nasceva l'Istituto Canossiano, e tra le 1000 gemmazioni che questo carisma dà c'è Fondazione. L'Istituto ha deciso di mettere in un'unica realtà tutte le espressioni della formazione professionale che aveva in Veneto, perché l'Istituto, lo sapete, è presente un po' in tutta Italia e in realtà anche nel mondo, e quindi è stata creata la Fondazione Anac Veneto. Dentro c'è una scuola di formazione professionale che ha le due qualifiche di grafica e servizi di impresa, che poi è l'ambito che si occupa di marketing e amministrazione del personale, e questa è l'aula magna della scuola. Avete visto in giro ci sono le aule, c'è nato anche una ristrutturazione del complesso, e accanto alla scuola poi ci sono le attività di formazione superiore, formazione continua, orientamento e anche attività di inclusione sociale. Quindi la Fondazione cerca di essere un attore, che il nostro slogan è: accompagniamo al domani in un mondo che cambia, dai ragazzi che dopo le medie scelgono i percorsi di qualifica e diploma professionale, fino poi sempre di più in un mondo che è fatto di transizioni, accompagnare le persone nei diversi momenti se hanno bisogno di aggiornamenti, di riqualificazione, di orientamento. Fondazione ha 4 sedi qui a Treviso, a Schio e a Feltre. Ogni anno sono 2 scuole contenute nei numeri, perché sono circa ognuna 250 ragazzi, mentre poi sono molti più alti i numeri degli adulti che vengono nei percorsi più brevi di riqualificazione. Per cui dopo appunto i percorsi di qualifica c'è il diploma e quindi poi la possibilità di specializzarsi. Ci sono alcuni ragazzi che stanno facendo un corso di specializzazione in multimedia, e siamo anche sede degli ITS, che è la formazione terziaria della formazione professionale. La formazione professionale, in cartellina avete anche una presentazione di che cos'è, perché si conosce poco. Voi sapete che dopo le medie i ragazzi possono andare nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali di Stato o nelle scuole di formazione professionale regionali, che danno un titolo qualificato. In Veneto in realtà sono 20.000 ragazzi ogni anno, sono 90 scuole suddivise su tutto il territorio. Sono qualifiche che intercettano ragazzi che molto spesso, non tutti, ma hanno una difficoltà nell'approccio alla scuola, e quindi fa anche un'opera in questo senso di prevenzione del disagio. Però poi i dati dicono che a 18 mesi dall'uscita del 4º anno di diploma professionale il 90% dei ragazzi trova lavoro. Quindi è un canale di formazione che riporta all'inclusione attraverso il lavoro e la cittadinanza attiva, che è diciamo un punto molto importante. In questa dimensione di attenzione alle fragilità che i ragazzi possono incontrare è nato il rapporto con Casa di Deborah, sostanzialmente. Ci siamo incrociati grazie all'istituto, perché è stato l'istituto che ci ha sollecitato a lavorare insieme a Casa di Deborah, perché l'istituto ha promosso Famiglie per le Famiglie, inizialmente era anche spazi dell'istituto. Abbiamo scoperto, perché poi il mondo funziona così, come fondazione non lo sapevamo, che alcuni nostri ragazzi già frequentavano Casa di Deborah. E che cos'è Casa di Deborah? Casa di Deborah, poi lo racconterà molto meglio di me Giuseppina, è un servizio in realtà di Famiglie per le Famiglie, che lavora in prevenzione per far sì che, laddove si vedono delle difficoltà in alcuni ragazzi, questa non si trasformi in criticità, quindi interviene prima del momento diciamo patologico, e cerca di riscoprire i talenti dei ragazzi attraverso la bellezza. Poi lo dirà molto meglio di me Giuseppina. Ma questo, se volete, è un tratto caratteristico della formazione professionale del nostro approccio, nel senso che se il ragazzo è al centro, la scuola sa che non è autosufficiente,
serve la famiglia sicuramente, ma sempre di più in un periodo dove anche le famiglie fanno fatica ad accompagnare e avere attenzione, serve creare legami con il territorio, con le istituzioni e con realtà che offrono servizi che sono in grado di stimolare in modo complementare e distinto il ragazzo. Quindi da questo è nato il progetto in cui si inserisce questo seminario, volto a era 5 anni fa, quando l'abbiamo scritto, perché poi i tempi della burocrazia sono lunghi. Era un progetto che voleva aiutare Casa di Deborah, che in quel momento era ancora quasi start-up, tra virgolette, a definirsi meglio come modello e a vedere anche la replicabilità di un servizio così importante e prezioso sul territorio. Dopo 5 anni abbiamo fatto tante cose, siamo contenti, Casa di Deborah si è strutturata e quindi oggi adesso do la parola a Giuseppina che vi spiega che cos'è Casa di Deborah. Grazie. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Allora, io partirei con una lettura, visto che abbiamo un po' di tempo, che abbiamo portato ieri sera anche durante un'asta di beneficenza che si è svolta presso la nostra sede. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomestica, mi disse. Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo. Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono le cose che si addomesticano, non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe, ma gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla, comprano da mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono i mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Ma se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio tu ti sedierai un po' lontano da me, così nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono spesso una fonte di malintesi, ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe tornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni per esempio tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 in poi io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi, ad inquietarmi e scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora preparare il mio cuore. Allora, questo è quello che noi pensiamo che un luogo che poi è diventato casa. Allora io colgo l'occasione per ringraziare le madri canossiane, ne vedo solo una di là, ma so che la nuova madre superiora che si è insediata a settembre ci ha visto un po', ci ha accompagnato. Noi siamo stati per tanto tempo, per un po' di anni, presso la sede di Santo Stefano e quindi le ringraziamo per averci tenute a battesimo. Poi il luogo era diventato un po' troppo stretto perché noi abbiamo adesso è con me il dottor De Guidi che è responsabile di Casa di Deborah, Francesco, 35 ragazzi, vero Francesco, e in attesa ne abbiamo 7. Allora, 7 che devono entrare, che vorrebbero entrare, ma non abbiamo i fondi tante volte per poterci permettere un altro educatore. La casa è molto grande, siamo grati al Vescovo di Verona perché ci ha donato, incomodato l'uso gratuito, tutti i locali di San Nicolò all'Arena, quelli che affacciano su Piazza Bra, compresa la magnifica Sala Guardini, dove è possibile poi fare cultura. Allora, cos'è Casa di Deborah? Vi dicevo che è un luogo dove i ragazzi arrivano, noi accogliamo ragazzi, ma poi un pezzettino di questa cosa la faccio dire a Francesco, dai 12 ai 19 anni, arrivano all'1:30, vanno via alle 6:30. Non vanno via molto volentieri alle 6:30, spesso albergano lì. È la cosa strana che vengono da noi anche d'estate durante le vacanze di Natale. Allora, io sono una psichiatra, sono una psicoterapeuta, muovo i primi passi, quelli più importanti e significativi nella medicina legale e nella psichiatria,
perché io sono stata lo psichiatra del carcere di Montorio e un membro della commissione medica dell'ospedale militare. E ho svolto un lavoro di consulente per il tribunale, sia civile che penale, e mi sono occupata poi negli ultimi 25 anni soprattutto di abusi e maltrattamenti, abusi intrafamiliari. Ho lavorato per molto tempo con la mia collega, che si chiamava Deborah, poi capirete perché Deborah, e quindi la casa. E a un certo punto io ero stufa di raccogliere l'indicibile e il non raccontabile, perché con gli abusi intrafamiliari si toccano delle cose che non possiamo neppure pensare di sostenere a livello emotivo, e di queste cose ne ho viste tante. E a un certo punto mi sono chiesta da medico, perché nasco come medico, no? Cosa si poteva fare prima? Perché raccogliere i cocci mi stava stretto e non ne potevo più. Peraltro poi nell'ultimo tempo le nuove leve, sia di avvocati che di consulenti, trattavano la materia del diritto di famiglia come si trattava qualunque altra materia, e non puoi trattare il diritto di famiglia come se tratti un pezzo di terra, assolutamente no. E quindi cominciavo a non star bene dentro quella cornice lì. E ho attinto alla mia storia, io lo dico sempre, ma poi si capisce, basta vedermi come i colori, anche l'altezza che non è certo di una rozzanina. Io sono calabra, ho avuto una madre un po' complicata, una nonna straordinaria che è stata per me la salvezza insieme alle mie zie. Questo, come posso dire, questa trama ha fatto sì che io potessi andare nel mondo con un bagaglio, anche con qualche criticità, però riparato. Allora ho pensato, ma vuoi vedere che possiamo fare lo stesso con i ragazzi e quindi creare, passatemi il termine, dei nonni o delle zie sociali, uovo di Colombo, ragazzi che stanno soli, persone di una certa età che vanno in pensione e non vorrebbero andarci, oppure che hanno un momento difficile nella vita, e col Covid ne abbiamo avuto tanto, perché non metterli insieme? Allora, ve lo dico da terapeuta di coppia, mentre una solitudine più una solitudine fanno due solitudini nella coppia, una solitudine più una solitudine nel sociale potrebbero fare una ricchezza, e questa fu la scoperta della casa. Per cui io ho presentato con delle altre suore, bazzico sempre un po' questo mondo, in un convegno Segnali di pericolo, la famiglia Segnali di pericolo, dove ho conosciuto il biblista di Valdelli, se non lo conoscete ascoltatelo perché è straordinario, e un amministratore di Castelnuovo del Garda, Maurizio, che aveva fatto Bernardi, che portava degli elementi importanti. A Castelnuovo del Garda per un decennio la natalità è schizzata alle stelle. Controllate la statistica e ve ne potete accorgere. Perché? Perché aveva creato un sistema di connessione di welfare con le persone di una certa età, per cui le coppie giovani venivano aiutate gratuitamente dai nonni, che non erano i nonni di sangue. Ho detto, ma tu pensa, questo è quello che io avevo pensato, quindi io, che non lascio mai perdere niente, mi sono attaccata a Maurizio Bernardi e gli ho mandato il progetto. E il progetto arrivò a Maurizio Bernardi mentre sto poverino stava facendo una bella vacanza con la moglie in Puglia. E gliel'ho rovinata praticamente questa vacanza, ecco che arrivano, no. E lui mi scrisse subito dopo dicendomi, ma sai che c'è? Questo è un progetto di welfare generativo. Da psichiatra non sapevo manco cosa fosse la parola. In realtà è una parola che ha un senso, perché diventa qualcosa che poi genera del buono. E quindi da lì siamo partiti, io preparo questo progetto, lo presento all'Università di Verona, aiutato da lui, e quindi il progetto Famiglie per la Famiglia nasce vidimato dal professor Perali dell'Università di Verona, dal professor Belletti di Milano e dal professor Zamagni di Bologna. Quindi abbiamo l'imprimatur di 3 università importanti a vari livelli. Lo dico a Deborah. Deborah c'era ancora, però lei mi dice non mi sento bene, e io ho detto vabbè, insomma è settembre, sarai un po' stanca, cioè non hai voglia probabilmente. No, dice Giusy, ho la febbre. Per farvela breve, siamo andati a visitarla, lei aveva delle che sembravano dei piccoli buboni, dei linfonodi, no? Magari tu pensi a una malattia virale, in realtà fu una leucemia fulminante, e Deborah morì nel giro di una settimana.
Era settembre, io ho dovuto dirlo ai ragazzi che le seguiva e uno di questi mi disse testualmente: adesso dove cazzo vado? La racconti bella tu. E da lì è partito il progetto, perché da lì a un mese ci siamo incontrati con Don Martino Signoretto, che era il vicario alla cultura, il fratello di Deborah e il vescovo Zenti, allora, qualche amico, eravamo 4 amici al bar, insomma, ecco, e abbiamo pensato di creare un logo. Sono arrivate le Canossiane che ci hanno aperto le porte, abbiamo ristrutturato con loro la casa del noviziato allora, ci abbiamo messo l'anima e il cuore con loro, abbiamo avuto per tanto tempo Madre Michela che ha accompagnato la casa e che è stata una presenza veramente come una luce straordinaria per noi. Poi si cresce e le cose possono andare in un modo diverso, avevamo bisogno di più spazi, il progetto cresceva in modo esponenziale. Lascio poi la parola a Francesco, visto che dobbiamo occupare il tempo, vero? Allora qua ragazzi ne occupiamo di tempo. E poi sulla casa faccio parlare Francesco, che è quello che poi si è occupato di tutto il progetto. Allora, cosa facciamo? Perché Casa di Deborah non è solo Casa di Deborah, perché noi siamo conosciuti così. In realtà noi siamo una fondazione che si occupa di cultura e di prevenzione. Presso la nostra sede, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, viene, come posso dire, allestito un aperitivo letterario, per cui viene letto un libro, lo fa la professoressa Lenotti che veniva dal Maffei, il professor Carpenè fa la parte del linguista e io poi chiudo con la parte psicologica, per cui possiamo, come dire, guardare da diverse angolature il testo che prendiamo in esame. L'ultimo che abbiamo preso in esame è l'anniversario di Baiani, perché noi ci occupiamo spesso con il comune di tematiche legate contro la violenza di genere o legate, diciamo, alla giornata della donna. Diciamo che però il punto cruciale della nostra attività culturale è il convegno annuale che facciamo nazionale. Quest'anno il titolo è stato La luce della cultura come cura al buio dell'anima, e il 13 dicembre dialogheranno il professor Lucio Rovati con il nostro vescovo presso la biblioteca capitolare. Sarà un dialogo tra scienza e fede, perché il professor Lucio Rovati è il fondatore del Museo Gentile, è un etruscologo importantissimo, però sta facendo una cosa molto bella. Stanno misurando i parametri fisici di quando le persone fanno cultura o vanno ai musei, e hanno trovato una cosa straordinaria, che ormoni come il cortisolo, che possono provocare non solo lo stress ma una fortissima induzione all'infiammazione cronica e quindi alle basi tumorali, nonché a scompensi cardiologici, si abbassano drammaticamente quando uno fa una cosa bella. Per cui, come dire, se oggi faremo una cosa bella, usciamo tutti qua col cortisolo basso basso, e quindi abbiamo fatto anche prevenzione per le malattie cardiologiche. E poi abbiamo un altro progetto, che è il progetto Caos, è un progetto sostenuto da una donatrice, da una fondazione, per cui noi gestiamo un centro di ascolto, un luogo di ascolto per psicoterapia per persone che non se lo possono permettere e che non hanno diritto, diciamo socialmente, no? Con i servizi sociali a quello che serve per poter fare i colloqui, perché sono in quella fascia grigia, non ho reddito, quindi non sono così poveri da averne diritto, ma non sono così ricchi da poterselo permettere, e di questi ormai l'Italia è piena. Ecco, vi ho raccontato un po' di cose, potrei continuare a raccontarvi fino a domani. Famiglie per la Famiglia fa un ulteriore progetto con l'azienda sociale Quid, nel senso che io sono la responsabile del centro di ascolto per le donne dell'impresa sociale Quid, non solo le donne che lavorano, quelle vittime di tratta, piuttosto che con le disabilità, ma anche con tutto il resto del personale, perché l'azienda sociale Quid tiene moltissimo al benessere delle sue donne, dei suoi uomini, delle persone che vi lavorano dentro. È nata una rete importante con il Comune di Verona e noi siamo accreditati come centro educativo diurno,
e continuiamo costantemente a formarci, nel senso che tutta la fondazione viene supervisionata costantemente, sia il gruppo di coordinamento che il gruppo educativo, dal professor Daniele Biondo. Daniele Biondo è uno psicoanalista sociale tra i più importanti che abbiamo in Italia, è a capo di una rete significativa sull'adolescenza, per cui la casa insieme a lui fa la formazione sia per i volontari che per il coordinamento, e poi insieme a lui organizziamo e pensiamo dei viaggi residenziali con cui in estate portiamo giù i ragazzi. Adesso mi taccio, ma non mi taccio mai, i miei ragazzi e i miei collaboratori lo sanno, però passo la parola a Francesco perché è lui che si merita il plauso di questa collaborazione, perché io ho le idee, però poi a metterle in pratica non sono così brava e soprattutto non ho la costanza che ci vuole, perché poi sono impegnata a fare il direttore generale e io non lo volevo fare. Grazie. Buonasera, noi siamo molto grati a questo progetto, a questa collaborazione con ENAC Veneto, perché quando ci siamo conosciuti con Matteo e Carlotta eravamo in 3 e avevamo 7-8 ragazzi e tutte queste idee in testa, e questo progetto per noi è stata la possibilità sia a livello di fondi ma soprattutto a livello di crescita, a livello di struttura, per riuscire a mettere in piedi quello che era il nostro sogno e che vediamo insomma realizzato e che ci dà tante soddisfazioni. Quindi Casa di Deborah è questo centro di aggregazione che è come tanti centri di aggregazione per tanti versi, però ha delle caratteristiche particolari. Il primo è quello di essere intergenerazionale, cioè la nostra utenza non sono soltanto i ragazzi, ma sono anche gli adulti, che è vero che vengono a fare volontari, ma a cui noi dopo attraverso la formazione cerchiamo di restituire tanta vita, e dopo anche il fatto di stare a contatto con degli adolescenti per tanto tempo, un privilegio che non hanno tutti, insomma è una cosa che fa tanto bene e fa tanto bene anche a noi. E l'altra cosa è quella che siamo riusciti a creare un servizio di presa in carico multilivello, per cui partiamo dalla promozione della salute, dall'aggregazione, fino ad arrivare alla presa in carico in rete con i servizi sociali della neuropsichiatria, in cui riusciamo ad affrontare anche situazioni impegnative e complesse, ma sappiamo che quello che è impegnativo e complesso si può affrontare soltanto facendo rete, per cui io ringrazio tantissimo Fondazione ENAC Veneto, perché ci hanno accompagnato in modo ammirevole e ci hanno aiutato davvero a crescere tantissimo, così come ringrazio tutte le persone che collaborano con noi tutti i giorni, ci consentono di stare con i nostri ragazzi. Quest'anno penso che arriveremo a 2600 accessi di ragazzi nei nostri pomeriggi, che se li moltiplicate per le 5 ore in cui stanno da noi, 25 per 5, se ne conta qua. Comunque, sì, insomma 125, quindi sono 12.000 ore in cui ci sono dei minori che non sono a casa da soli, ci sono dei minori che non sono a contatto con situazioni di rischio, che hanno la possibilità di parlare con qualcuno se ne hanno bisogno, e le famiglie dopo si sentono supportate, perché non abbiamo a che fare per la maggior parte con famiglie che sono disastrate perché sono cattive, ma perché la vita è complessa, quindi molto spesso magari sono famiglie isolate, sono ragazzi isolati. Diciamo che la cosa trasversale, al di là dei redditi, al di là della scuola che viene fatta, la cosa principale che cerchiamo di contrastare è la solitudine. E io sono anche molto contento oggi che ci sia questa sala molto piena, perché penso che queste occasioni siano quelle che ci consentono di sentirci meno soli rispetto all'affrontare queste criticità che delle volte sembrano degli scogli un po' insormontabili. Grazie mille.
ecco, il progetto, come un po' è stato detto, è un progetto che sì, 5 anni dalla progettazione, ma diciamo 3 anni di svolgimento, in cui noi stessi abbiamo imparato anche da Famiglie per la Famiglia, perché diciamo il nostro core business, se così possiamo dire, è la formazione. Con questo progetto abbiamo imparato anche a rivolgerci in maniera più anche pensata, più strutturata a quella che è la comunità educante. Il progetto proprio è un progetto finanziato da Impresa Sociale con i Bambini. Se voi guardate anche nel sito è un ente finanziatore per noi, insomma, che si rivolge a tutta la fascia dei bambini e degli adolescenti, fa anche attività di ricerca sul tema appunto dell'adolescenza. E di solito si rivolge ai beneficiari finali, quindi ad attività fatte proprio con i ragazzini o gli adolescenti. Con questo progetto invece ha voluto porre il focus proprio sulla comunità educante, sull'empowerment, sui momenti di incontro, su cercare appunto di costruire rete, come anche ha detto Francesco, rispetto a quella che è proprio la comunità educante intesa come genitori, educatori, docenti, psicologi, tutte un po' le figure che sono già state citate negli interventi precedenti e che accompagnano la crescita degli adolescenti. E per noi questo è stata una sfida nuova, nel senso che appunto non lo avevamo mai fatto. E come lo abbiamo un po' realizzato insieme a Casa di Deborah? Allora ci sono stati quelli che erano momenti come questi, momenti di incontro con la comunità educante. Famiglie per la Famiglia aveva proposto uno dei seminari annuali all'interno di questo progetto, che era Minori Autori di Creato, CREATO, in modo da avere il gioco di parole. Noi abbiamo proposto altri incontri come questo, ma anche un incontro per esempio rivolto anche alle aziende che ospitano i ragazzi nei tirocini della nostra scuola, per sottolineare il focus che può avere a livello educativo un'azienda nel percorso formativo, perché non è solo un posto dove vengono parcheggiati i ragazzi per alcune ore, ma deve avere anche un plus in più per riuscire appunto a dare un valore aggiunto nella crescita del ragazzo. E poi abbiamo insieme sempre a Famiglie per la Famiglia abbiamo proposto anche un altro incontro, un altro workshop, dove è stata presentata una ricerca che abbiamo fatto sul tessuto giovanile dei ragazzi a Verona. Una ricerca che ci ha accompagnato per un bel po' di tempo, abbiamo cercato di coinvolgere le scuole del territorio, è stato un lavoro molto difficile, le scuole non hanno sempre risposto in maniera immediata e facile, perché molto spesso la risposta era siamo oberati di questionari e tante volte non ne trovano nemmeno il senso, perché poi forse non vengono neanche restituiti gli esiti, quindi questo insomma è stato molto da freno. Per fortuna il nostro direttore generale è anche presidente di Forma Veneto, di cui nella cartellina avete il DEPIAN, che riunisce appunto, è l'associazione di categoria diciamo di tutte le scuole di formazione in Veneto, e quindi attraverso il suo intervento siamo riusciti a porre il questionario agli adolescenti di questo target. Ne è emersa una ricerca interessante che appunto il professor Perali, che è appunto uno dei cofondatori di Casa di Deborah, ha commentato. Se avete interessati, insomma, ci potete scrivere, vi possiamo anche inviare appunto la ricerca. Però ecco, oltre a queste attività di incontro con la comunità educante in maniera divulgativa, abbiamo fatto anche tutta un'altra serie di incontri a Casa di Deborah. Sono stati realizzati dei counseling per i genitori, ma anche delle formazioni per i volontari per la presa in carico appunto dei ragazzi, in modo anche da allinearsi su quelle che sono le criticità, le problematiche, creare un momento di equip che fosse appunto migliorativo rispetto al modo di lavorare. E poi sono state fatte invece alcune attività in maniera parziale rispetto a quello che è proprio l'intero progetto, rivolte poi al beneficiario finale, cioè ai nostri ragazzi e agli adolescenti.
queste attività sono state fatte in maniera coprogettata. Cosa vuol dire? Sono state fatte in modo tale da coinvolgere i ragazzi in primis nell'ideazione, quindi facendo in modo che le attività fossero sì ovviamente moderate, facilitate da un adulto che avesse delle competenze anche tecniche nelle materie dei laboratori, ma le cui idee insomma nascessero proprio dal brainstorming dei ragazzi. Quindi per esempio a casa di Deborah è stato realizzato, adesso ne stanno concludendo un altro, ma ne è stato realizzato un laboratorio artistico espressivo che è partito proprio dai ragazzi che frequentano casa di Deborah e che quindi sono stati condotti attraverso dei momenti insomma mediati da un educatore a far emergere quelle che erano le loro, se vogliamo, parole non dette, le loro difficoltà anche rispetto ai rapporti con la famiglia, i rapporti, le relazioni insomma che sono nel loro vissuto quotidiano. E poi attraverso appunto una persona competente nelle arti figurative sono riusciti a mettere, diciamo, trasporre queste idee in un'espressione artistica qual è il disegno. La cosa bella di questo percorso è stato che è nato appunto all'interno di casa di Deborah, ma poi loro sono riusciti anche a portarlo a livello di workshop nelle scuole del Veronese e quindi proporlo come laboratorio in cui i ragazzi delle scuole potessero far emergere le loro idee in un modo diverso da quello che è il semplice racconto, il semplice parlato, ma che fosse quasi più immediato e anche più evocativo. Noi, diciamo, prendendo spunto dal loro lavoro, un po' più piccolo perché appunto loro stanno lavorando con la comunità educante, quindi anche con le altre scuole da molto più tempo, noi abbiamo proposto invece un laboratorio di storytelling fotografico che ha coinvolto le classi seconde e terze della nostra scuola. Il laboratorio è nato appunto come un laboratorio appunto progettato anche questo, in cui il docente ha stimolato i ragazzi inizialmente nel far emergere alcune idee su cui lavorare proprio a livello di esercitazione, quindi pensare a delle frasi, a un brano anche appunto scritto e cercare di trasporlo invece in immagine. È partito proprio da quello che è il senso della fotografia, quindi a livello lessicale scrivere con la luce e proprio per cercare di portare quello che per loro era un'emozione che poteva essere suscitata da un brano in uno scatto fotografico, ma ancor più in una sequenza di scatti fotografici. Quindi cosa ne è nato? Loro hanno insieme deciso di partire da una canzone che fa parte del loro tessuto musicale, che è I coscienti giovani di Achille Lauro, e da quello hanno estrapolato alcune parole chiave o espressioni che per loro erano significative, e attraverso queste parole hanno pensato appunto ad una sequenza di 3 foto che fossero evocative dell'emozione, dell'impressione che queste parole suscitavano in loro. Ne è venuta fuori una mostra che poi possiamo appunto mostrare, abbiamo allestito nei locali della scuola qui accanto, dove se voi noterete abbiamo posto un pannello con le frasi della canzone, alcune evidenziate in maniera colorata proprio perché sono quelle che hanno suscitato maggiore interesse nei ragazzi stessi, e se voi vedrete le foto e leggerete insieme anche le frasi, vi sarà forse anche a volte abbastanza immediato e facile riconoscere qual è il pezzettino di brano che il ragazzo ha pensato nel esporre quella trilogia di fotografie. Questo è bello perché sono immagini che hanno bisogno di poche parole appunto per essere capite.
Poi, oltre a questo, nella mostra troverete anche alcuni dei disegni del laboratorio artistico di Casa di Deborah. Ci fa piacere mostrarveli proprio perché ecco, è un lavoro in cui, almeno quello che ci ha detto appunto il docente dello storytelling, che doveva essere presente, ma come molti dei partecipanti che si erano iscritti è stato affetto da influenza e quindi non ha potuto partecipare. Quello che ci ha detto è stato la finalità ultima di questo tipo di laboratori è quello di permettere ai ragazzi di alzare lo sguardo da quello che è il loro telefonino, da quello che è diciamo la tecnologia sulla quale di solito si immergono, e imparare ad osservare quello che c'è accanto a loro. È una tecnica, se vogliamo, che vorrebbe appunto aiutarli ad avere uno sguardo più attivo rispetto a quello che li circonda, invece che chiudersi in se stessi. E quindi insomma il fatto che visitiate la mostra è una cosa che ci fa molto piacere, perché dà risalto a tutto un lavoro che ci sta dietro di una certa importanza. Accanto a questi laboratori che ho progettati abbiamo fatto anche degli altri incontri che appunto, se riusciremo ad avere altri finanziamenti, vorremmo riproporre, perché hanno riscosso molto successo. Sono stati incontri in modalità online, sempre sulla genitorialità. Uno è stato promosso in 5 pillole da 2 ore serali con, non so se qualcuno di voi lo conosce, con un psicoterapeuta che si chiama Gustavo Gomez, e questo ha parlato proprio con esempi molto pratici della possibilità di ricucire anche relazioni genitore-figlio nell'età adolescente, laddove ci sembra che siano rotte, che siano difficili, che siano porte chiuse, come poi anche dice un libro di Pellai, piuttosto che appunto aperture e dialogo, e dava spunti molto pratici. E poi abbiamo fatto anche 2 pillole invece sempre rivolte per lo più ai genitori ma anche agli educatori, sul tema il titolo era Navigare sicuri, sul tema dell'approccio alla rete, quanto diciamo chi ha una responsabilità di cura nei confronti degli adolescenti a volte deve sbatterci anche un po' il muso, ma imparare a conoscere quali sono i sistemi sui quali navigano, sui quali si conoscono e chattano i nostri ragazzi, e imparare a conoscerli da un lato per non averne troppa paura, ma dall'altro per essere attenti e sapere in quali momenti essere attenti. E anche lì insomma si è parlato dell'importanza del dialogo come leva per riuscire a creare un modello non impositivo di limiti, ma di condivisione di questi, di coprogettazione, se vogliamo, dei limiti con questi ragazzi. Ecco, questo è in estrema sintesi il nostro progetto, che comunque appunto partendo da Casa di Deborah ha visto anche un'attività trasversale che è appunto di modellizzazione come dicevamo di questo. L'ente finanziatore l'ha chiamato presidio fisico, perché è appunto un luogo che è centrale. Il fatto che ci sia questo luogo è importante proprio perché è un luogo, è una casa riconoscibile anche dai ragazzi come spazio di accoglienza. E poi un altro elemento trasversale è stato quello insomma di anche come dire, censire tutti quelli che sono i momenti di conoscenza, vengono chiamati tavoli di comunità, in cui Casa di Deborah in particolare, ma anche noi per certi versi, incontriamo il tessuto veronese che può essere fatto di associazioni, istituzioni, altre realtà con cui possiamo collaborare, perché come si diceva l'importante per questi aspetti qui è fare rete sia come genitori ma fare rete anche come istituzioni. Ecco, questo spero, ecco, vedrete anche in cartellina, c'è una brevissima spiegazione del progetto. Adesso il dottor Pellai in teoria dovrebbe essere in arrivo, se non mi ha più scritto niente. Noi dicevamo, so che è un po' brigoso, se volevate nel frattempo visitare la mostra adesso è proprio qui appena usciti nell'altro corridoio,
quindi si possono anche lasciare le giacche qui perché si fa veramente fuori all'esterno un pezzo brevissimo. Se invece preferite attendere qui, magari ecco. Io avevo lasciato un pezzettino che è quello di dirvi che noi prendiamo i ragazzi dai 12 ai 19 anni, che è una cosa importante, sapete, perché noi prendiamo i ragazzi che vanno dalla seconda media e prima arriviamo meglio è, e li accompagniamo fin quando poi non si diplomano. Quindi il fatto che compiano il 18° anno non li mettiamo con la valigia per strada, ma aspettiamo che possano concludere il ciclo scolastico e poi eventualmente pensarci. Allora, da noi arrivano per lo più mendicando alcune famiglie oppure segnalati dalle scuole per chiederci un supporto scolastico, e facciamo molta fatica a convincere le famiglie che se in quel momento il ragazzo non sta andando bene a scuola è solo un segnale, non è il problema principale, è il punto di applicazione dove il malessere del ragazzo si sta verificando, perché ultimamente come sono cambiate, come posso dire, le declinazioni della sofferenza psicologica, io da terapeuta vi posso garantire che rispetto a 20 anni fa vedo sempre meno ossessivi, sempre meno depressi, sempre meno nevrotici, e vediamo molti narcisisti, disturbi di personalità, situazioni dove c'è un aspetto di perversione di coppia, di collusioni importanti. I giornali sono pieni tutti i giorni di queste cose, quindi sta proprio cambiando il lessico della manifestazione del disagio. E quindi il ragazzo, io devo dire che i primi tempi, correggimi Francesco, siamo partiti con ragazzi che avevano più un approccio un po' antisociale, più verso la marginalità. Adesso impattiamo in ragazzi molto più chiusi, che non hanno il desiderio, in ragazzi che dove se tu gli fai una proposta, l'avessero fatta a me quando facevo la seconda media, ero già sul carro che andavo, e così dicono i nostri volontari, e spesso li dobbiamo trascinare perché possano sentire delle cose, quindi dobbiamo anche prepararci a rileggere il sintomo, il disagio, il modo di stare dentro la relazione, perché altrimenti, non riuscendo a decodificarlo, non sappiamo che cosa fare. Abbiamo sempre più ragazzi che si ritirano, non per arrivare all'estremo degli hikikomori, però abbiamo ragazzi che dopo la prima difficoltà scolastica non sanno bene cosa fare, si trincerano a casa. Io ho la mamma di una ragazzina che fa la perfetta domestica, le fa trovare tutto pronto, le fa la lavatrice, fa le asciugatrici, va a fare la spesa, tutto pur di non andare con i suoi coetanei, ma con i coetanei sta sul virtuale. Allora, proviamo a chiederci anche tutto questo che cosa ha significato. Io sto pensando a quella drammatica ricerca americana che si sta facendo sulle donne che allattando guardano il cellulare, perché il rispecchiamento viene totalmente meno, no? Quindi da lì come saranno i ragazzi successivamente? Che sguardo avranno reciproco, ma che sguardo pensano di poter ricevere? Cioè, se l'identità si basa su quello che loro vedono nell'occhio della madre, che rimando possono avere? Quindi sono tutti punti che ci stanno interrogando molto, per cui va benissimo chiederci qual è scuola migliore per loro, controllare i voti, guardare il registro elettronico, però siamo forse di fronte a un'emergenza ancora più significativa e subdola, che è l'emergenza della capacità di desiderare, di stare dentro una relazione, e come ci dice il nostro professor Biondo, quando questo viene meno arriva un livello di depressione importante, che per contrastare la quale il pensiero eccitatorio è quello di costituire delle bande. E lì è facile tenersi su, è l'unico gruppo che riconosco, nel gruppo c'è l'eccitazione della provocazione, della paura, del disimpegno, no? E si arriva nella marginalità, e poi io non credo che a Verona ci siano delle baby gang, non l'ho mai creduto, penso che non ci sono, penso che ci sono dei ragazzi che soffrono molto e che magari poi trovano un terreno comune, però se la funzione politica e pubblica è quella di punire, non andiamo da nessuna parte, perché il ragazzo è buono a prescindere, bisogna che capiamo cosa fare prima. Però fin quando assistiamo in qualunque pizzeria dove voi andate, c'è un padre, una madre e due figli, spesso c'è un cellulare, un altro cellulare e un iPad,
E di fronte a questa cosa bisogna dirci che non siamo di grande esempio per nessuno, cioè non siamo di grande esempio per i ragazzi, non siamo di grande esempio per le famiglie. Quando noi arriviamo a non guardarci più, a portare il cellulare a tavola come se fosse un piccolo bouquet di fiori, basterebbe mettere la regola a casa che a un certo punto si mette in un cestino, perché tanto io non mi sento Trump, però il cellulare lo guardo continuamente e scrollo e l'attenzione si riduce, cioè provate un po' a pensare a quante cose si verificano come cambiamento importante. Altro cambiamento importante è l'intelligenza artificiale, no? La possibilità di avere una risposta immediata senza studiare, tanto te la fa Chatti. Io ho una paziente che mi dice: ho dialogato con Chatti, cioè parliamone, perché sono così sola che alla fine è diventata una specie di presenza simbolica. Allora noi siamo veramente di fronte a una grandissima sfida, ma non dobbiamo scoraggiarci, perché secondo me se siamo usciti dal dopoguerra ce la possiamo fare pure adesso, e che ce lo dobbiamo dire che siamo in una crisi importante e che non possiamo farcela da sola. Con gli adolescenti, come mi insegnano loro, l'adolescente intanto devi andare dov'è, vero Francesco? E poi soprattutto non si cura con una psicoterapia. Per fare un adolescente ci vuole un villaggio, e quindi vuol dire comunità educante in senso largo. Quindi questo progetto è stato un progetto, secondo me, straordinariamente efficace ed ambizioso, perché noi con questo progetto ci siamo messi insieme tante realtà e quindi, come dire, li abbiamo tenuti in mente, anche simbolicamente è diventato un setting, per cui ci sarebbero veramente da fare tantissime riflessioni. E io ringrazio le persone illuminate che si chiedono, ma anche voi, oggi è un prefestivo, ecco per quello che arriva pure tardi per lei, ragazzi, siamo di fronte a un ponte lungo, la gente si muove, voi invece siete qui, noi siamo qui, forse ci possiamo anche dire che se siamo qui abbiamo un senso e che se ha un senso per noi lo possiamo poi moltiplicare.